Il bar centrale di via Zabarella di fianco a Coin, il bar dei Josei di piazza della Frutta e il Paprika Café di corso Garibaldi. Tre bar danneggiati da uno o più piromani che prima dell'alba hanno preso di mira tavolini, ombrelloni e sedie dei tre esercizi, appiccando le fiamme. I danni maggiori li ha subiti il centrale. La titolare, Rosa Buono, coniuge di Franco Righetto, storico gestore di bar e tavole calde cittadine, è disperata. Bel danno, grandissimo danno, da non poter neanche lavorare, che già siamo già su un periodo di crisi, di Covid e tutto quanto, mi dica lei con un danno da affrontare in queste condizioni. Non so neanche più cosa dire perché sono molto molto scioccata. Le fiamme hanno fatto saltare la vetrina, guastato la saracinesca, bruciato parte dell'impianto elettrico, annerito quasi tutto il locale, da buttare tavolini, ombrellone e sedie. In piazza della Frutta, agli Osei, il fuoco ha incenerito 3 ombrelloni, danni per circa 2.000 euro. Una delle colonne di Palazzo della Ragione è rimasta annerita. Cenere di cartone e di nylon in piazza Cavour, dove i piromani hanno incendiato un pezzo di recinzione del cantiere che sta restaurando uno dei palazzi che guarda la piazza. Un miracolo che il fuoco non abbia raggiunto il grande gazebo e i tavoli e le sedie del Pepin. Altro bar danneggiato per 1.000.000 di euro è il Paprika Café di corso Garibaldi all'angolo con via Cittadella. Il fuoco appiccato dai vandali ha distrutto un ombrellone e rese inservibili una decina di sedie. La titolare spera che sia stata solo una bravata. Mi auguro che non sia questo il motivo, perché se no, è veramente una brutta cosa. Ripeto, spero che sia solamente una bravata riuscita male. Escludo si tratti di un atto di protesta nei confronti del lockdown di bar e locali notturni, ha detto il questore di Padova Isabella Fusiello. Le indagini si starebbero concentrando su un unico balordo che dalle telecamere di via Altinate si vede allontanarsi barcollando dal centrale in fiamme. Speriamo anche che le forze dell'ordine riprendano, insomma. L'ordine, che ci sia un po' di sicurezza, visto che noi dobbiamo fare il coprifuoco dalle ore 10 fino alle 5 della mattina e loro questo fatto qua è successo alle 5:20 del mattino, perciò non so, ragazzi così devono essere fuori per fare questi danni e noi che siamo persone che lavoriamo e abbiamo le botteghe, no.